Di giorno lavoravano come operai in una ditta di Mareno di Piave, di notte si aggiravano tra le province di Treviso e Vicenza a caccia di cantieri ed aziende di autotrasporto per rubare gasolio da rivendere sul mercato nero ad €1 al litro. Dopo un mese di paziente indagini, i carabinieri di Vittorio Veneto hanno arrestato la scorsa notte 2 vampiri del carburante. Sono 2 cittadini albanesi insospettabili, senza precedenti alle spalle, che cercavano così di arrotondare lo stipendio. Un 29enne residente a Conegliano ed un 42enne ex poliziotto quando viveva in Albania. I 2 stranieri sono stati condannati rispettivamente a 10 e 7 mesi, sequestrata anche l'auto utilizzata per i furti, una Ford Escort Station Wagon. Sì, i dati lo dimostrano, anche in questo caso 2 persone albanesi, abbiamo dimostrato che in pochi mesi avevano rubato più di 1000 litri di carburante. Avevano colpito la zona della sinistra Piave in diversi cantieri edili dove i mezzi giocoforza vengono lasciati incustoditi durante la notte e loro, approfittando di questa incustodia, vanno a svuotare i serbatoi. Sì, le quantità sono talmente elevate che sicuramente non era per il fabbisogno personale, ma era destinato sicuramente a un mercato nero che sta diventando molto fiorente.